Sindaco, oggi presentazione ufficiale delle liste e degli assessori designati. Ecco, un momento cruciale, a 10 giorni dal termine, facciamo un punto anche sulla campagna elettorale e come il Sindaco Firetto catturerà il voto in particolare degli indecisi. Abbiamo fatto questa iniziativa perché gli incontri per ciascuna lista all'interno del quartier generale del comitato elettorale sono già avvenuti con le norme del distanziamento, le norme anti-Covid. Adesso abbiamo bisogno di uno spazio più grande per incontrare tutti insieme i candidati, solo i candidati senza ingressi esterni. È un'esperienza elettorale questa nostra molto strana perché viviamo una condizione particolare, quella della difficoltà dell'incontro sociale per via di queste norme che sono stringenti e che dobbiamo rispettare. Poi tutto questo è capitato in una condizione particolare, in un tempo che non è solitamente quello per il quale si celebrano elezioni, di qualunque tipo esse siano, siamo a settembre. E poi, se c'è un altro dato in più, tutto questo è capitato nel bel mezzo anche di un referendum che oggi ha concluso il suo spoglio. La nostra è un'esperienza che ha guardato sin dal 2015 ad un orizzonte temporale che non poteva che essere di 2 mandati. Perché? Perché il tempo amministrativo dei 5 anni è un tempo molto corto, è un tempo abbastanza lungo per la vita ordinaria. Un figlio entra a scuola e poi lo trovi diplomato dopo i 5 anni, invece in un'esperienza amministrativa una opera pubblica la avvii e la realizzi dopo 7 anni e 8 mesi, questo dice il Ministero delle Infrastrutture come statistica nazionale. In Sicilia è ancora peggio, ci vuole il 25% in più. Allora tutto questo fa dire che programmare, ottenere i finanziamenti, portare a compimento, dare un'idea di città e poi conseguirla, è evidente che ha bisogno di un tempo che sia ragionevolmente più lungo, che sia dei 2 mandati. Se poi penso che siamo partiti da -100, cosa significa -100? Siamo partiti nel 2015 con 100 milioni di euro di debiti e allora diventa molto più lungo e più difficile il percorso. Credo che abbiamo seminato in un certo modo, abbiamo programmato in un certo modo, adesso c'è la fase in cui avrai più margini di manovra anche finanziariamente e sarà la fase in cui molte cose vedranno la luce di quelle che già sono finanziate e programmate, che fanno parte di quel grande bacino dei 70 milioni di finanziamenti pubblici esterni che noi siamo riusciti ad ottenere e quindi diventeranno progressivamente cantiere, ma sarà l'occasione per completare un percorso iniziato appena 5 anni fa. Una battuta sugli assessori designati? Sì, intanto diciamo che abbiamo quasi 14 assessori, nel senso che quelli in carica stanno funzionando, c'è una logica di continuità, abbiamo altri assessori designati. Sono assessori, uno di essi è un ragazzo, un giovanissimo, era il segno che si intendeva dare ad una città per cui è vero che bisogna fare selezione di classe dirigente perché è molto importante, però bisogna dare anche un segnale ai giovani di questa nostra città, perché anche loro debbono essere responsabili in prima persona non solo della cosa pubblica come in questo caso, ma debbono essere responsabili anche di minimi atti ordinari che fanno la città. E questo è il grande segno di protagonismo civico che intendiamo dare. Le 7 liste le daranno una marcia in più per poter riconfermare la sua elezione? Non lo so, le 7 liste sono tanta gente in movimento, questo è fuori di dubbio, è indiscusso. È evidente che comunque l'elezione del sindaco in buona parte anche sconta una sua autonomia e quindi una cosa importante è il voto libero è importante. Ecco, io sono per un voto che sia il più possibile libero, che questa città si affranchi dei tanti colonnelli che per troppo tempo ci sono stati e che di volta in volta hanno indicato chi dovesse sedere nella poltrona di Palazzo di Città, e mi piacerebbe invece che accadesse questo ruolo come è accaduto 5 anni fa. 5 anni fa si disse che io stavo facendo il passo del gambero, cioè da lasciare la regione siciliana per venire ad Agrigento, nella città in cui sono cresciuto, per amministrare, mi disse qualcuno, i debiti. Ti conviene? Io oggi, a distanza di quel tempo, pur avendo vissuto notti insonni per vicende di
del bilancio comunale, notti insonni sulla questione della cattedrale, posso dire di essere soddisfatto e di aver fatto la scelta giusta, perché poi è bello sentirti anche gente che critica, e che è giusto che sia così, però molto spesso mi è capitato di vedere gente che un momento prima mi criticava, però poi mi difendeva quando vedeva degli attacchi gratuiti. Il segno questo è buono, è segno che vogliamo andare tutti nella stessa direzione.